La storia di Erto va di pari passo con quella di Casso, Nert e Cas nei dialetti del posto. Erto è il capoluogo e Casso è la sua frazione. Erto è citata la prima volta nel 1324, Erto, mentre Casso appare nei documenti nel 1332, Casso. Il primo toponomio deriva dall'aggettivo erctus, erto, ripido. La più discussa è l'origine di Casso, forse da capsum, cassa, gabbia, ovvero luogo chiuso, oppure da quassare, scuotere, a causa delle caratteristiche del territorio. Nonostante la loro vicinanza, esse hanno avuto storie diverse. Erto è più antica e risulta abitata fin da epoca preromana. Prova ne è il ritrovamento di resti di tombe nella realizzazione di Erto Nuova, in località Stortan. Si pensa, visto alcune usanze del posto, che risalga al periodo celtico. Sono stati ritrovati anche reperti di epoca romana, tipo anfore e monete, oltre a una tomba fornita di corredo in zona Champuz, IV secolo. Si ritiene fosse un possedimento dell'abbazia di Sesto al Reghena dall'inizio della sua fondazione nell'VIII secolo. Bisogna risalire il 1324 per avere una prima citazione scritta della località. Infatti viene citata in cui documento un atto di vendita. De uno maso giacente in Erto, da Daniele Fabbro ad Antonio di Castello, entrambi di Belluno. Casso, più recente di Erto, sembra sia nato da un gruppo di boscaioli e carbonai del Bellunese che voleva inserirsi a Erto, ma gli ertani, sospettosi, li costrinsero a stabilirsi ai margini della zona dove fu fondato il paese. Il toponomio di Casso fu attribuito il 19 settembre 1332 da 3 bellunesi, che nominarono un procuratore per essere investiti dall'abate di Sesto al Reghena per sfruttare le risorse di Casso. In ogni caso, per avere un centro abitato stabile bisognava attendere il 1558. In quell'anno l'abate condannò gli abitanti di Casso per il taglio abusivo del bosco di Tocco. Il suo livello di sviluppo si ebbe nel 1652, quando vennero citati dal Senato veneziano come consorti, ovvero paesi con gli stessi diritti. Queste differenze storiche furono la base di profonde diversità fra le due comunità. Erto, dove tuttora si parla un dialetto tra l'Adino e il friulano occidentale, era filiale della pieve di Cimolais, a sua volta dipendente dal patriarcato di Aquileia. Casso era rivolto alla valle del Piave, era abitata da una popolazione di origini bellunese e dipendeva dalla pieve di Castellavazzo, sotto il vescovo di Belluno. I rapporti con i vicini erano tutt'altro che amichevoli e nel 1703 furono divisi dal punto di vista amministrativo. Nell'Ottocento l'aumento demografico, non sopportato da quello economico, provocò una forte ondata migratoria. Soffrì ulteriormente nel periodo della Prima Guerra Mondiale con l'invasione del Friuli da parte degli imperi centrali e dalla successiva epidemia di spagnola. Durante la Seconda Guerra Mondiale vi furono numerosi attriti tra gli abitanti fascisti e antifascisti. In quella zona operarono le divisioni partigiane Osopo e Garibaldi. Alla fine degli anni 50 la comunità era ancora legata all'economia agricola tradizionale, integrata con il piccolo commercio ambulante. A cavallo degli anni 50-60 la SADE realizzò il progetto di utilizzo della valle del Vajont come bacino artificiale.
Quindi collocò nella forra del Colomber una diga a doppia curvatura di 261,6 metri di altezza. Nel 1959, in occasione dell'inizio del primo invaso di collaudo, ci furono 2 frane. A causa di ciò si decise di monitorare la zona instabile. Nel 1960, con il primo riempimento del lago, si ebbero i primi cedimenti e movimenti franosi. Nonostante l'imminenza della frana, non vennero adottate misure atte a proteggere la popolazione. Il 9 ottobre 1963, dal monte Toc, situato di fronte alle frazioni di Erto e Casso, si staccò una parte della montagna che precipitò nel bacino idrico delimitato dalla diga del Vajont. Le onde che ne scaturirono distrussero completamente i paesi di Longarone, Pirago, Faè, Villanova e Rivalta nella valle del Piave. Nella valle del Vajont le frazioni più colpite sono state Frasegn, Le Spesse, Il Cristo, Penada, Ceva, Prada, Marzana e San Martino, insieme alla parte bassa dell'abitato di Erto. Anche altri centri come Codissago e Castellavazzo hanno subito danni gravissimi. Questa tragedia è nominata il disastro del Vajont, le cui vittime a Erto e Casso furono 347. In totale ci furono circa 2000 morti a causa del conseguente allagamento della valle di Longarone. Il comune, per la sua peculiare architettura, è stato dichiarato monumento nazionale nel 1976 ed è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile nel 1964. La popolazione, già fortemente diminuita a causa dell'immigrazione, diminuì ulteriormente dopo la tragedia del Vajont, non tanto per i morti, ma soprattutto perché le nuove abitazioni destinate agli Ertani e ai Cassanesi furono costruite in altri comuni, spesso a notevole distanza dai luoghi di origine. Tra questi si ricordano la Nuova Erto di Ponte delle Alpi, i nuovi quartieri di Longarone, Cimolais e Clout, il villaggio di Rojatta di San Quirino e Vajont, cittadina costruita da zero all'indomani dell'avvenimento e che accolse subito 732 residenti del comune. Certamente ci sarebbe molto altro da dire, ma ho fatto un sunto su tutto quello che ho trovato in web. Mi auguro che basti a descrivere questo bellissimo paese. Grazie per l'attenzione e buona visione. Se c'è qualche entità qui, lasci un messaggio dentro questa telecamera. Grazie.
c'è qualche anima, parli dentro la telecamera che ho in mano. Una casa nella parte vecchia di Erto, con finestra aperta e i calcinacei. Provo a mettere vediamo se riesci a vedere dentro. Se c'è qualcuno qui, lascia un messaggio per favore. Lasciate un messaggio dentro questo arnese. Grazie. Siamo nella Erto vecchia. Le porte sono chiuse ma le finestre sono aperte. C'è un vetro rotto. Speriamo di trovare qualche altra finestra aperta. Oddio, c'è anche una porta mezza aperta. Ho solo messo la telecamera dentro. Poi c'è una casa diroccata. Che peccato che non le mettono a posto. Avere i soldi, guarda subito. Questa è la casa diroccata dalla porta diroccata. Se c'è qualcuno qui, lascia un messaggio in questo apparecchio qui in mano, per favore. Grazie. Chissà se l'acqua è arrivata fin qua. Qui un'altra casa diroccata.
qualcuno qui? Potete lasciare un messaggio in questo apparecchio, per favore? Grazie. Sono entrata con la mano dentro la finestrella, Non sono dentro. Che peccato. Abbiamo lasciato la zona più abitata sopra la parte nuova, diciamo, e questa è la parte vecchia, che in gran parte è abbandonata. Però qualcuno ogni tanto c'è qualche casa che stanno ristrutturando. C'è un micio. Nonostante siano le case abbandonate, i sentieri tra una casa e l'altra sono ben tenuti e tagliati, quindi vuol dire che ancora viene vissuto. Anche su queste zone qua che sono ormai in rudero. Chissà quanto costa una casa di queste. Con la faccia che c'è qua ne prenderei una e ci verrei a vivere durante le vacanze o quando sarò vecchia con la pensione, se mai ci arriverò. Che bella.